natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo. È convinta che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è stata sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà è lo spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di uno scopo.